Buongiorno e benvenuti all'Almanacco. Oggi è giovedì 9 luglio 2026. Il sole sorge alle 5:47 e tramonta alle 20:51. La luna si leva all'1:02 e cala alle 14:28. Oggi si celebra Santa Veronica. Il nome Veronica ha radici greche e latine e porta con sé un augurio di trionfo. Significa letteralmente colei che porta la vittoria. Il 9 luglio ricorre la giornata per la distribuzione delle armi leggere. Queste armi, spesso definite piccole, sono purtroppo responsabili del maggior numero di vittime a livello globale, alimentando così conflitti e criminalità. In tutto il mondo oggi si promuovono iniziative per sensibilizzare i governi sulla necessità di un controllo più rigido sulla produzione e sulla diffusione di questi strumenti di morte. Compie oggi 70 anni Tom Hanks, un traguardo tondo per uno degli attori più amati di sempre. Solo lui e Spencer Tracy vantano il record di 2 Oscar consecutive come migliori protagonisti. Hanks ci riuscì nel 1994 con Philadelphia e nel 1995 con l'indimenticabile Forrest Gump. E tanti auguri ad Adriano Panatta che oggi compie 76 anni. Leggenda del tennis italiano, il suo 1976 rimane scolpito nella storia dello sport. Nello stesso anno trionfò agli internazionali d'Italia al Roland Garros e trascinò l'Italia alla vittoria della Coppa Davis in Cile. Ed infine auguri alla giornalista e conduttrice Veronica Gentili che compie oggi 44 anni. È entrata nella lista delle 100 donne di successo di Forbes dopo gli inizi a Stasera Italia, è diventata uno dei volti più autorevoli e seguiti dall'approfondimento giornalistico televisivo. Il 9 luglio 2006 l'Italia è campione del mondo. Berlino, finale dei mondiali di calcio contro la Francia. Dopo l'1-1 dei tempi regolamentari e la celebre testata di Zidane a Materazzi, si arriva ai rigori. L'ultimo decisivo tiro tocca a Fabio Grosso, allora difensore del Palermo. Palla in rete e l'Italia cuce sul petto la quarta stella. Un momento di gioia collettiva che rimarrà per sempre nel cuore di ogni italiano. Il pallone che spia il gol. Sapevate che i moderni palloni da calcio sono piccoli computer? Grazie infatti alla Connected Ball Technology, l'interno della sfera è integrato ad un sistema che registra ogni minimo tocco. Questo permette agli arbitri del VAR di rilevare in tempo reale fuorigioco millimetrici, falli di mano invisibili a occhio nudo e a convalidare gol dubbi con una precisione scientifica. Benvenuti al nostro appuntamento quotidiano con le stelle. Mancano pochi giorni al weekend. Vediamo come si presenta questo giovedì di luglio. Ariete, siete pronti a recuperare terreno? Se nei giorni scorsi c'è stato qualche rallentamento, oggi ritroverete la grinta ideale per superare ogni ostacolo. Toro, il cielo vi invita alla concretezza. È la giornata perfetta per mettere i puntini sulle i in un progetto di lavoro o in un accordo importante. Gemelli, sarete particolarmente brillanti e chiacchieroni. Usate questa grande parlantina per fare colpo su chi vi interessa o per risolvere un piccolo malinteso. Cancro, continua la vostra scia fortunata. Siete avvolti da una bellissima energia che vi rende empatici, magnetici e sensibilissimi alle occasioni. Leone, un po' di stanchezza potrebbe farsi sentire. Non pretendete troppo da voi stessi oggi e delegate quello che potete. La serata richiede relax. Vergine, sarete dei collaboratori preziosi. La vostra capacità di fare squadra sarà notata e apprezzata dai superiori o dai vostri amici più stretti. Bilancia, vietato farsi prendere dall'ansia da prestazione. Avete tutte le carte in regola per riuscire nelle vostre imprese. Dovete solo crederci di più. Scorpione, splendido slancio verso il futuro. Il cielo favorisce i viaggi, gli spostamenti e tutto ciò che vi permette di evadere dalla solita routine. Sagittario, è una giornata utile per fare ordine nei conti o nei contratti. Una volta sistemate le questioni noiose, vi sentirete subito più leggeri. Capricorno, le relazioni restano in primo piano. Oggi cercate di non essere troppo rigidi con il partner o i collaboratori. La flessibilità sarà la vostra arma vincente. Acquario,
Sarete sommersi dalle piccole cose da fare. Organizzate bene il tempo per non arrivare a sera con il fiato corto, ma non dimenticate di sorridere. Pesci. Giornata da 10 e lode per i sentimenti. Che si tratti di un amore storico o di una nuova simpatia, lasciatevi guidare dal cuore senza fare troppi calcoli. Che sia per tutti un giovedì straordinario. L'appuntamento con gli astri torna domani. Il 9 luglio del 1943 scattava l'operazione Husky, lo sbarco in Sicilia delle truppe alleate. Gela, Licata e Scoglitti furono i primi approdi di un'invasione massiccia volta a sconfiggere il regime fascista e ad aprire il fronte meridionale verso la Germania nazista. Fu l'inizio della liberazione dell'Italia durante la Seconda Guerra Mondiale. In inglese si dice "Actions speak louder than words", le azioni parlano più forte delle parole. È l'invito a diffidare delle promesse facili e a guardare ai fatti concreti. Curiosamente, da noi esiste il detto opposto: uccide più la lingua che la spada. Entrambi però hanno ragione. Il primo ci insegna il valore della coerenza, mentre il secondo la pericolosità delle parole malvagie. Judy Garland, la voce d'oro di Hollywood, scoperta a soli 13 anni e consacrata dal ruolo di Dorothy nel Mago di Oz. Judy fu una diva immensa, ma anche una donna fragilissima. Tra 5 matrimoni falliti, la lotta contro la dipendenza dai farmaci imposti sin da bambina dagli studios per farla lavorare senza sosta e un'anima tormentata. Si è spenta a soli 47 anni, lasciandoci il ricordo di un talento puro e una vita bruciata troppo in fretta sotto le luci della ribalta. E ci salutiamo con la nostra amatissima frase del giorno. Se non ti piace qualcosa, cambiala. Se non puoi cambiarla, cambia il tuo atteggiamento. E rimbocchiamoci le maniche affrontando questo giovedì con lo spirito giusto. Se non possiamo quindi spostare le montagne, impariamo a scalarle con il sorriso. Grazie per aver seguito anche oggi l'Almanacco. Io vi aspetto domani, sempre qui sugli stessi schermi. Buona giornata dalla vostra Jaira.